Ma si tratta di riorganizzare un momentino il credito cooperativo marchigiano. È una fusione tra due BCC che mettono insieme patrimoni, risorse umane, il tutto finalizzato a rendere più solido il sistema del credito cooperativo. È ormai da tempo che la Banca d'Italia ci invita a sostenere questi processi, ritenendo che sia questa la strada, secondo loro, migliore per rafforzare il sistema del credito a livello regionale, che come ormai tutti sanno ha subito, per effetto di una crisi economica devastante che ha interessato l'economia marchigiana ormai da quasi 10 anni, avevano bisogno comunque di ridarsi degli obiettivi, delle finalità concrete proprio per realizzare quello che è stato sempre l'obiettivo del credito cooperativo: sostenere la famiglia, la piccola impresa, l'artigiano e tutti quelli che hanno bisogno di una risposta vicina alle proprie esigenze.